Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo. Buongiorno Sprizzetto. professore. Sai dove siamo? Qua siamo ad Adria, Siamo ad Adria. al Civico 52, poi penso si chiami così, Civico 52, che naturalmente ci ospita e questo ci fa piacere, grazie, gentilissimi. Allora, Siamo nella capitale. A proposito del Basso Polesine. A proposito, ho avuto sollecitazioni, quindi un giorno ti chiederò di allargarmi, di venire a Rovigo. Dammi qualche giornata in più, dammi qualche ora in più. Ci sono amici dell'Alto Polesine che vorrebbero anche loro essere. Ma ben volentieri, Quindi magari un giorno lo possiamo fare a Badia. di sprizzettare, voglio di sprizzettare, vabbè. Professor Maggi, per sprizzettare Ti piace, ti piace. È un neologismo che le riconosciamo tutti. Allora, votazioni appena passate, Sì, tanti vinti, tanti vincitori, come sempre non si capisce bene chi ha vinto e chi non ha vinto, però vabbè, qualche cosa abbiamo visto, ma non ne parliamo, no, proprio non ne vogliamo parlare. no. Auguri ai futuri sindaci, auguri anche ai sindaci, Auguri ai cittadini, anche ai cittadini soprattutto, però in questi giorni grossissima crisi della destra All'interno dei tre partiti. all'interno dei tre centrodestra, partiti. sì. A proposito, hai visto l'ultima foto di Berlusconi? Che c'ha 30 anni di meno? Sai, ma le foto sono. O c'è un mago del Photoshop. Le foto non sono mai. Non bisogna mai prenderle come punto di riferimento, perché la foto può essere taroccata, photoshoppata. Quanto tempo è che non vedi Berlusconi? Curiosità. Che non vedo Berlusconi sono molti anni. Ah sì? Eh sì, sono molti anni che non esce anche. Prima del Covid, sì. Prima del Covid e poi Aveva avuto sì. veniva. Vabbè. Cosa vuole? Facciamo gli auguri visto che 85 alcuni giorni anni. fa ha preso 85 anni, quindi. Vabbè. Lunga vita Berlusconi. Lunga vita Berlusconi. Però crisi della destra, ci sono stati degli episodi che la settimana scorsa in particolare, riferisco Morisi, è stato veramente uno scoop, sai che l'avevano accusato, naturalmente innocente fino a prova contraria, però anche addirittura di spaccio, oltre che a consumo personale, dove lui stesso, Morisi, che era il capo della bestia, questa famosa intelligence che seguiva tutti i social di Salvini, aveva fatto una campagna contro le droghe, anche addirittura quelle più leggere, e a sua volta invece ha ammesso di farne uso. Pochi giorni fa c'è stato un servizio sulla destra di Fratelli d'Italia in vicinanza molto con l'estrema destra e quindi altro attacco. Il servizio di fan page. Esatto, quello che abbiamo visto su Piazza Pulita, quindi questo è il famoso effetto dell'orologeria, inchieste nate prima delle votazioni, che come hai detto tu la volta scorsa sono state votazioni anche importanti dal punto di vista nazionale. Sì. E quindi molto spesso succede che 2 o 3 giorni prima l'ha fatto la destra, l'ha fatto la sinistra. Vanno a votare milioni di persone. Esatto, quindi Roma, Milano, Napoli sono le 3 città più grandi d'Italia. In effetti sì. Quindi secondo te, e ne abbiamo parlato prima fuori onda, manca una forte leadership oppure le leadership che c'erano prima, in particolar modo Salvini, sono un po' in difficoltà? Beh, la politica è una cosa difficile e quindi diciamo che Salvini appartiene a quella categoria della politica che è arrivata adesso. Salvini sono gli ultimi 10 anni che assurge al ruolo, ma anche la Meloni. E diciamo la verità, la Prima Repubblica, maestra di vita, il solo. Di cui tu ne facevi parte. Certo, sono orgoglioso. Orgogliosamente parte. È una continuazione, sai. Siccome la Prima Repubblica è disprezzata dai 5 Stelle, è ovvio che io, disprezzando i 5 Stelle, per sillogismo dici. sì, proprio non sanno cosa sia, però l'esperienza è una cosa importante. In politica, quando la si fa da tanti anni, si capisce che chi è senza peccato scagli la prima pietra, per cui bisogna fare campagne politiche non moralistiche, perché fra
fra la morale e il moralismo la differenza è molto L'aveva detto Nenni, molto grande. chi è pura sarà epurato. Chi è pura sarà epurato. Però la crisi che in questo momento pur avendo vinto tutte le elezioni regionali, la crisi che si sta appalesando nella componente maggioritaria della politica italiana, cioè il centrodestra, secondo me in gran parte è dovuta al fatto che non c'è in questo momento un capo riconosciuto. Ecco, ma quando Berlusconi ha detto, non scherziamo di portare la Meloni o Salvini a Premier, L'ha smentito però. però probabilmente l'ha detto, non penso che dopo sai... E lo dice come sempre un giornalista su una sbobinatura, però l'ha detto, nel senso che l'esperienza non nasce da oggi a domani, perché dico che secondo me la crisi è in parte anche figlia dell'affievolimento di una leadership unica, di una leadership grande, perché finché c'era, quando Berlusconi aveva il 25, 30, 35%, c'era un leader riconosciuto e le beghe c'erano lo stesso, Sì. non si ricorda, Mastella contro Casini no, è la vivacità della vita, Fini. Però non metteva in crisi la coalizione. In questo momento la coalizione è un po' in crisi perché è ben difficile coniugare il fatto di essere un partito importante che comunque è sempre cresciuto negli ultimi mesi, che è Fratelli d'Italia, all'opposizione e gli altri al governo. Che è un paradosso. Quindi è un paradosso e quindi è in questa difficoltà che poi ovviamente in queste elezioni amministrative che arrivano e ogni candidato va a fare bella figura si vengono fuori le asperità. Ma tirando via Salvini come leader, il famoso Giorgetti Io penso che Salvini per lunghi mesi ancora rimanga. non viene messo. Salvini ha preso la Lega che aveva il 3,4% ed è arrivata quasi al 40%. gonfiata, Infatti voleva andare a votare giustamente in quel momento. Lui l'aveva capito, diciamo giusto? che lo ha messo diciamo che lo ha detto male, Sì. dicendolo male non gliel'ha consentito nessuno e quindi però le leadership sono anche figlie delle generazioni, per cui questo è un periodo di transizione. Però un'ultima analisi, lo dico da profano, la DC scomparsa, tu ne facevi parte, eccetera. Purtroppo Però la DC che è scomparsa dalla porta e poi è entrata dalla finestra, ricordiamo che molti del PD sono ex DC, ma anche molti forzisti o anche molti forzisti, e il fatto che ciò nonostante il PD rimanga costante sul suo 20%, sì. è l'elezione della DC? No, no, sotto questo aspetto i democristiani non votavano mica comunista. No, ma però il fatto che all'interno ed è la classe dirigente che ha votato. Guarda che è la classe dirigente democristiana che ha trovato rifugio in gran parte del PD. Però, noi voti. Sì, sì, esatto, però il fatto che la classe dirigente ex DC sia entrata nel PD ha messo qualche gene. Sì, quello sì. Del rapporto con il territorio, questo sì. Il vero problema però è che esiste un sostrato ideologico valoriale che quando ci sono le elezioni politiche si appalesa, che vuol dire viene fuori. Centrodestra e centrosinistra hanno più o meno gli stessi voti, qualche volta prevale il centrosinistra, qualche volta prevale il centrodestra, amministri bene, amministri male. Berlusconi aveva 15 regioni su 20 all'inizio degli anni 2000, adesso ne ha, poi il centrosinistra ne aveva 15, sai, è la caduta della politica nazionale con uno fortunatamente come Draghi che aiuta l'Italia a rinascere, potrebbe consentire ai partiti di vantare in casa propria come fare, però se la democrazia non ritorna dentro i partiti, difficilmente avremo partiti che selezionano una buona classe dirigente.
sai, nei partiti non vota mica più nessuno. Sono tutte nomine dall'alto, tutte, escluso una parte del PD. Non va bene. No, e con questa è già il secondo sprizzetto che facciamo, che finiamo con una nota di pessimismo latente. Perché vorremmo migliorare. Ah, beh, quindi vai. Alla tua, amico La mio. vostra. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.